e come nel momento delle nostre rubriche settimanali di Gnovis dal Monte. E tachin di Felet, dove all'estate screat un mural dedicato a Egidio Feruglio. L'estate pitturata al muro delle scuole primarie e secondarie che porta il suo nome per opera dell'artista Simone Mestroni. A inaugurazione hanno partecipato all'EVS delle 23 classi, le autorità del comune di Tavagnà che hanno voluto fuori il mural per lasciare la figura dal concittadino celebri l'En Friuli in Talmonte e la società Alpine Furlane. Egidio Feruglio all'emigrare in Argentina nel 1925, tanto esploratore di eolic, lavorando in dei territori di Patagonia, ma anche a Mendoza, in tal nord-ovest, in ricerche di petroli. Ma ridato in Italia, alla scelta di lana argentina per motivi politici, in dei quasi 15 anni lavorando per aziende petrolifere statali argentine, YPF ha elaborato più di 30 relazioni, fornendo un supporto prezioso e conoscenze geologiche dal territorio argentino. È stato anche docente all'Università di Cuso, Mendoza e delle scuole di ingegneria di San Juan tra il 40 e il 47. È entrato in Italia dal 48, un anno dopo ha ottenuto la cattedra di geologia all'Università di Turin. Feruglio al Murina Udine dal 1954 e in Argentina gli è stato dedicato il museo paleontologico più importante a Trelevi in Patagonia, la biblioteca delle facoltà di ingegneria dell'Università di Cuso e il premio in sedimentologia dell'Accademia Nazionale des Sciences. Il 3 di aprile l'estate celebrati in ogni continente in grazie dai Fogolars Furlan. Partinte d'Argentina, dove i soci delle società Furlane di Buenos Aires si sono das ad per fare un brindisi con il presidente Alejandro Butignol. Nus salude Jorge Cesaratto. Mandi ad oggi dalla Furlane di Buenos Aires. Mandi! E passina la famiglia Furlane di La Plata che ha organizzato un gustà insieme con socis e un gruppo dal Fogolar di Buenos Aires e che di Florencio Varela. Riccardo Gregorutti alla schiarita ai socis la importanza di queste date. Ho festeggiato l'anniversario dei Patria del Friuli, il 3 di aprile del 1077. E sempre domenica in Canada la famiglia Furlane di Toronto ha organizzato la tradizionale Fiesta dal Popul tra momenti in lingue furlane e la lettura del bolle imperiale, la cerimonia di investitura dal titolo di Bon Furlan 2025, de bande di Gianni Ceschia. Non importa se tu sei di qua o di là da larga. E si sposti in Europa col Fogolar Furlan Great Britain, capitaneata di Paolo Pascolo, che per occasione ha organizzato gli avvenimenti il Polente Day londinese, che si è fatto domenica 31 di marzo in collaborazione con il Circolo Udinese di Londra, e sabato 5 di aprile la seconda edizione di Forza e Chiams, una giornata di escursionismo in Contea dal Surrey a sud di Londra. Il Giro del Continental finisce in Australia, dove che tanti Furlan sono arrivati in tal secondo povuere. Il Fogolar Furlan di Perth, Western Australia, con il presidente Zeno Bolzicco, ha organizzato un gustà a teme con la partecipazione di tanti soci per celebrare la Fiesta de Patria. Anche il Fogolar di Brisbane ha onorato il Friuli in presenza di più di 200 persone, che tra essi il consul d'Italia Luna Angelini Marinucci. Giuliana Giavone avvia l'avvenimento con una chat calorosa, evidenziando l'importanza dai 3 di aprile dal 77 la nascita dal 1077 e la nascita del Stato patriarcale del Friuli. Il gruppo Tambiel di Giomis, che con bravura e tutti i vestiti tradizionali furlans ha aggiuntato un brillante di colore. L'avvenimento è stato il primo dopo il passaggio dal ciclone disastroso Alfred, che ha colpito la zona, un segno di forza e di rinascita ben conosciuto al popolo furlan. E Gnovis al finischi per Usgnot e al torne lunis. Mandi e buone serate di Viodisi.